Allora, diamo una risposta dalla signora, sì, nel limite in quello che si può spiegare. La questione del cumulo, sì, perché molte persone, allora, nel Veneto ci sono circa 1.200.000 pensionati, quasi 1.300.000. Di questi 300.000 persone hanno la pensione integrata al minimo. Cosa significa? Significa che con i contributi che hanno versato nell'arco della loro vita lavorativa, queste persone non raggiungono il trattamento minimo INPS che, aggiornato al 2014, ammonta a 501,38 euro. Allora cosa si fa? Per questa tipologia di persone si dà l'integrazione al trattamento minimo per quelle che non lo raggiungono. Però nel darlo non si considera solo il reddito della persona, ma si considera anche il reddito del coniuge. Ecco che nel caso della persona, della signora che ha chiamato prima, lei sfora con il cumulo del reddito del coniuge, va al di là di quella che è la fascia entro la quale rimanere per poter avere diritto all'integrazione al minimo, e questa comunque mi sembra una questione di equità. Chi è da solo o anche che è coniugato ma è al di sotto di un certo reddito annuale ha diritto all'integrazione, chi lo supera no. È vero, siccome allora, ci sono delle fasce, sì. Comunque sia, qualsiasi fascia noi mettiamo, se anche la alziamo... Ma se addirittura parliamo che le pensioni d'oro protestano, siamo arrivati al paradosso. Allora, le pensioni d'oro... No, è vero, c'è anche questa situazione. Prima Daniele giustamente ha ricordato che nella nostra cartolina proprio c'è scritto lotta agli sprechi e ai privilegi. Noi lo stiamo dicendo ormai da anni, non l'abbiamo scoperto adesso in questi mesi questa cosa qua. È una nostra battaglia ormai davvero da tanti anni. Ma apriti cielo se le vai a toccare però, no, attenzione. No, invece bisognerebbe cominciare a toccare là. Ecco. Purtroppo la Fornero, sappiamo bene, è stato fatto proprio, Daniele lo citava prima, fino a 3 volte il trattamento minimo, che sono circa 1.400 euro mensili lordi, sto parlando. Infatti. Per 2 anni, 2012-2013, non hanno avuto alcun aumento, e quindi pensiamo insomma come sono già stati bastonati i nostri pensionati. Ecco, quelli i soliti. Una telefonata, certo. Pronto? Buongiorno, io mi chiamo Marco, chiamo da Mantova. Sì signore, prego. Io sono un imprenditore, volevo sapere una cosa. Io ho tanti dipendenti miei che hanno 50 anni, li tengo tutti a lavorare. Però sì. Io sento tante imprese che lasciano a casa i cinquantenni e non li assumono più. Il sindacato non può fare qualcosa per questi cinquantenni, di metterli già in pensione con quello che ha vuoto fino in futuro? Perché adesso che dicono andranno in pensione a 67 anni, ma queste persone qui anche negli anni futuri, a chi gli dà i soldi? Non è possibile che il sindacato può non pensare a fare una legge o qualcosa. Questi signori hanno lavorato 15 anni o 20, prendono la pensione come i baby pensionati che sono già in pensione adesso, che prendono, un baby pensionato prende 1.300 euro al mese, che non ha diritto di prenderli. Chiarissimo. Questi signori qua invece hanno versato 20 anni, perché adesso l'azienda non li assuma più nessuno ai cinquantenni. Hai capito? Lo so. Guardi, io volevo sapere il sindacato, la CGIL, che è un grande sindacato, se anche a parlarne adesso, perché veramente tra qualche anno si troverà il problema di 50 anni che non li assume nessuno. E che non hanno diritto alla pensione. E questo lo sanno tutti, però hanno versato la pensione, allora non è possibile dare una baby pensione come i baby pensionati, però solo i baby pensionati prendono 1.300 euro e tutti lo sanno e fanno il secondo lavoro. Almeno questi hanno versato i contributi, prendono 400, 500, almeno hanno il diritto di prendere la pensione che hanno versato, perché non li assume più nessuno, Chiaro, no, perché no, col fatto che arrivano gli immigrati, è logico che l'impresa assume un giovane, perché gli costa di meno, lo sappiamo tutti questo. Certo. Grazie molto del suo intervento. Buongiorno. Quello che ha sottolineato il nostro telespettatore è un sacrosanto problema, fa ancora più piacere che sia stato sottolineato da chi è una parte datoriale, che quindi si rende conto di questa emergenza. Cosa state facendo? Qualche azione? È tornato questo tema anche l'altra sera durante il talk show, molto forte come istanza, parlando di lavoro, poi è venuto fuori questo problema qui. Diciamo che me la potrei cavare dicendo che non è proprio un tema da pensionati, nel senso che noi tuteliamo, però diciamo che siamo nel mondo sindacale. Saranno non pensionati questi. Diciamo che il tema è presente, cioè la riforma degli ammortizzatori sociali, cioè cosa succede a una persona che viene collocata fuori dal lavoro perché per effetti della ristrutturazione, per effetti delle crisi, eccetera. C'è il tema
giustamente sollevato degli ultra cinquantenni. Diciamo che adesso c'è una previsione legislativa, che è l'articolo 4 della legge Fornero, che è un articolo che è stato introdotto apposta per dare la possibilità alle aziende di realizzare degli accordi condivisi con le parti sociali per poter collocare fuori dall'azienda persone vicine alla pensione. L'articolo 4 della legge Fornero mette un limite di 4 anni. Chi va in pensione nei 4 anni. Alcune aziende l'hanno già realizzato, c'è già un'applicazione pratica. Ma i 50 anni altro che 4 anni ci vogliono? Sì, no, beh, adesso ovviamente i 50 anni che citava l'imprenditore di Mantova è un'età che è molto lontana dall'attuale limite previdenziale, ma diciamo che l'idea di una riforma degli ammortizzatori sociali e di un'idea che aiuti anche, per esempio la CGIL, il sindacato, ha proposto per esempio un'idea di un'uscita flessibile dal lavoro. Pensiamo ad alcune tipologie di rapporti di lavoro che potrebbero contemperare una parte di trattamento, chiamiamolo fra virgolette previdenziale, e una parte di reddito derivante dal lavoro, magari per un'attività ridotta al 50%, e potrebbe essere un sistema per accompagnare le persone alla pensione senza creare, diciamo, un disagio sociale, una perdita di reddito. Diciamo che il sindacato le proposte le ha avanzate, la CGIL in modo particolare nel piano per il lavoro affronta entrambe le questioni. Il problema vero comunque, secondo noi, è generare una politica economica industriale che generi lavoro. Quello è il problema vero, perché se noi ci attrezziamo solo a gestire l'emergenza, l'uscita, non ne usciamo, non ne possiamo uscire, perché noi dobbiamo invertire un ciclo che vede l'uscita, noi dobbiamo anzi produrre elementi per incrementare le politiche attive del lavoro. Questa è la vera chiave di volta. Poi c'è il problema di chi si avvicina alla pensione. Teniamo presente che per esempio i lavori gravosi, che c'è stato tutto quel provvedimento sui lavoratori che hanno cicli produttivi gravosi, ha risolto solo parzialmente il problema, anzi, vista la scarsità di risorse destinate a questa voce, sono stati molto ristretti, diciamo, i limiti dove collocare lavoratori delle miniere, delle fonderie, eccetera. Ma il tema del lavoro gravoso esiste in molte realtà produttive, perché un lavoratore che oggi ha 63 anni e che sta in un ciclo produttivo, fra virgolette, normale, difficilmente, e poi è lì che poi nasce il contrasto con l'impresa sull'utilizzazione, eccetera, perché poi ricordiamoci che noi stiamo andando verso i 63, i 64, i 65, questa cosa oltre è problematica anche da questo punto di vista, quindi diciamo che noi le idee ce le abbiamo, alcuni piccoli risultati li abbiamo anche ottenuti, ricordo appunto questo sulla legge Fornero, l'articolo 4 che è frutto di una proposta, però diciamo che c'è da lavorare molto, però il drive, la guida principale deve essere quella di creare lavoro, questo diciamo noi come CGIL. Vero che i pensionati anziché considerati una risorsa sono ritenuti solo un peso da questa società, ma prima di essere pensionati erano degli eccellenti contributori di tasse da Verona. Anche adesso i pensionati sono degli eccellenti contributori di tasse. Guardate che i pensionati intanto hanno un'area di esenzione solo fino a 7.500 euro rispetto ai lavoratori che ce l'hanno fino a 8.000, ma pagano le loro tasse, le pagano ampiamente i pensionati, anzi, alcuni miliardi. Il sistema previdenziale in Italia monta nell'anno 2012 a circa 270 miliardi di euro, ma di questi una gran parte, una ventina, vengono pagati in tasse da parte dei pensionati, quindi hanno sempre contribuito. Tra l'altro i pensionati sono quella categoria che non sfugge, perché come i lavoratori dipendenti
non possono sfuggire al pagamento delle tasse. Prima c'è il prelievo e poi naturalmente viene consegnata la pensione. Mi volevo però riallacciare un attimo anch'io alla telefonata di prima. L'imprenditore che ha chiamato e ha fatto riferimento più volte alla pensione dei baby pensionati a 1.300 euro, cioè questo dipende, perché i pensionati che hanno diciamo dai 15 anni di contribuzione secondo la legislazione precedente in su hanno anche pensioni da 500-600 euro, quindi dipendono anche quelle, sono assolutamente relative ai contributi che si sono versati. Ma però volevo richiamare proprio alla nostra cartolina, perché al primo punto non a caso mettiamo lavoro, sviluppo e occupazione, perché questa è la chiave per ripartire e per superare quella crisi terribile economica che nessuno di noi la dimentica, stiamo vivendo da ormai 7 anni, quindi questo è al primo posto delle nostre richieste. No, ma forse sì, prego. Sì, e volevo poi concludere anche con una nota. Lo SPICIGL nazionale ha commissionato alcuni mesi fa una ricerca all'Ipsos e è uscito che l'88% delle persone intervistate, anziani ultra 65 anni, pensionati, hanno messo al primo posto, cioè l'88% al primo posto ha messo veramente il lavoro e l'occupazione e l'economia del nostro paese, per dire no, come sono il pensionato non è la persona egoista che taluni vuole magari così dipingere, è la persona che ha a cuore il benessere dei propri familiari. Stanno arrivando diversi messaggi che comunque pongono al centro proprio il lavoro da parte di telespettatori appunto che ne conoscono la valenza. Certo. Siccome questo tema dei cinquantenni torna spesso, oltre a 50 anni, può essere anche un 57enne, peraltro ne conosco anch'io che sono stati dirigenti, sono stati espulsi dal mondo del lavoro e non riescono a trovare. Adesso giustamente il telespettatore prima ha sottolineato un piccolo particolare che è vero, stanno arrivando orde di extracomunitari, di persone che da altri paesi in difficoltà, eccetera. Comunque arrivano migliaia di migliaia, non c'è nessun tipo di controllo di flussi, eccetera. Tanto se vuole leggere Maria i messaggi vari che arrivano perché sono continui. Allora chiedo a lei, segretario, noi ci troveremo ovviamente dei giovani pieni di energia che saranno molto appetibili perché potrebbero essere anche pagati il minimo dei minimi storici che a loro va sempre bene, presi in azienda, quindi risparmio per l'impresa che ha già dei problemi e ben accetto per queste persone extracomunitarie che comunque hanno bisogno di un'allocazione sociale e lavorativa. Quando mai uno va a prendere un lavoratore, un 57enne giustamente, un 55enne che è stato espulso da un'azienda che ha licenziato, come ce ne sono tantissime nel nostro paese, queste persone qui non saranno mai pensionati. Non saranno mai pensionati, non avranno neanche la possibilità, come giustamente alcuni ci hanno detto, lasciamo stare chi ha già i soldi in banca, di versare i contributi. Quindi saranno una questione sociale, un'emergenza sociale, molto più emergenza di quelli che adesso stanno sbarcando, perché sono persone che hanno un'esposizione anche economica, ancora mutui, figli, famiglia, hanno una dignità, sono cittadini italiani a pieno titolo e si sentono espulsi e cosa rispondete voi? Il tema delle pensioni del futuro è un tema che riguarda tutti a prescindere da immigrato o non immigrato. Perché, non ho detto ci sono questi che comunque troveranno lavoro, posso dire loro. Guardi, intanto bisognerebbe uscire da alcuni atteggiamenti che sfiorano il razzismo o in alcuni casi entrano proprio con un atteggiamento che sfiora appunto il razzismo, perché guardi, in realtà la cosa che registriamo è che molti immigrati espulsi dal mercato del lavoro stanno ritornando nei paesi d'origine o cambiano. Molti degli immigrati che arrivano oggi, il problema che hanno è di non farsi identificare perché in base all'accordo di Dublino, se si fanno identificare devono ritornare in Italia, mentre loro vogliono andare in Germania, in Svezia, nei paesi del nord per fare ricongiungimenti familiari, perché l'accordo di Dublino dice che se viene identificato in Italia, se lo trovano clandestino in Germania, lo rimandano in Italia. Quindi loro cercano di sfuggire all'identificazione in Italia, ma perché hanno l'obiettivo di andarsene. Bisognerebbe dire
che abbiamo una crisi, soprattutto nel Nord Africa, nei paesi, generata anche da politiche, secondo me, molto discutibili nella gestione nei loro paesi, Certo, e quindi lì l'Occidente ha fatto delle scelte che poi provocano con questi flussi che sono sostanzialmente generati dalle difficoltà. Guardate, ci sono moltissimi giovani italiani che oggi vanno via dall'Italia. Abbiamo un problema di depauperamento delle risorse anche intellettuali italiani, perché vanno in Inghilterra, in Germania, in Australia. Ma perché non trovano perché lavoro? non trovano lavoro. Questo cosa ci dice? Che la molla fondamentale perché spinge una persona a muoversi è generato dal bisogno, Certo. dalle difficoltà, dal fatto che c'è una crisi e la crisi genera. Poi ho detto prima, molto del sistema è retto dai contributi dei lavoratori regolari, anche immigrati nel nostro paese. No, ma io questo lo capisco. Poi è vero che questi soggetti potranno forse portarsi dietro una parte di contribuzione in base agli accordi internazionali che ci sono, come i nostri lavoratori che sono andati a lavorare in Svizzera, in Germania, eccetera. Quando sono rientrati in Italia, ricordiamoci che l'Italia è stato un paese di grandissima emigrazione, e qui noi abbiamo tantissimi lavoratori che sono rientrati in Italia e si sono portati i contributi che hanno versato in Germania, in Svizzera, con regole che i vari sistemi previdenziali hanno previsto. Adesso io dovrei dare la parola alla Maria. No, ma infatti andiamo in pubblicità, dopo diamo anche la parola a Maria. Allora, pubblicità, che siamo in ritardo sui tempi, poi ritorniamo e dobbiamo dedicare anche un paio di minuti al discorso della famosa busta paga, della non busta paga del pensionato, che non arriva più. Pubblicità tra poco.